Per domani è in programma un consiglio comunale straordinario aperto per parlare di cosa e chi ha chiesto di convocarlo? Lo abbiamo chiesto noi, il Comitato Spontaneo Cittadino di Favara, per discutere il problema dell'acqua e il problema dei depuratori, che paghiamo senza un servizio. L'abbiamo voluto non solo per Favara, ma anche per altri paesi, perché Favara non può deliberare, ma altri paesi lo possono fare. E noi siamo tutti uniti a volere questo, la giustizia. E si spera che porteremo avanti queste cose. Cosa effettivamente chiedete, di cosa effettivamente si parlerà domani sera? Si parlerà dell'acqua perché si deve impugnare, i sindaci stanno cercando di farlo, ma ancora non sono nella struttura giusta di poterlo fare, ma si vuole spingere i dirigenti insieme al popolo ad attivare queste leggi, l'articolo 38 della Convenzione, per l'acqua pubblica, certo, questo. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, a sentire loro stessi con le proprie orecchie come stanno le cose, sia quelle di Favara sia degli altri paesi, perché io ho girato in lungo e in largo. Il comune ha fatto l'email a tutti i sindaci della provincia, io di persona sono andato dai sindaci qua vicino, nelle mie possibilità, a dire venite, abbiamo bisogno di voi, il popolo deve capire che è appoggiato, come voi dovete capire di essere appoggiati da noi, perché è importante per tutti.